Allora, il premio speciale per la letteratura è nato a Catania ed attualmente vive ad Augusta. Nel 1986 conosce il poeta Antonino Bulla, il quale lo incoraggia e gli fa da maestro. Nello stesso anno incontra il pittore Vittorio Ribaldo, col quale instaura un connubio artistico che gli farà pubblicare il suo primo libro di poesie siciliane, con prefazione del professor Santi Correnti dal titolo Canzoni muti, al quale l'Accademia Internazionale Contea di Modica conferisce il primo premio. Nel 1989 pubblica il libro E l'anima casona. Nel 1991 fonda a Catania, insieme a Salvatore Caruso e ad Elena Amore, il Centro d'Arte, Poesia e Cultura Siciliana Marranzatomo, cenacolo di poeti, artisti, scrittori e uomini di cultura che tutt'oggi dirige. Premio letterario Martoglio per la letteratura ad Antonino Macri. A consegnare il premio il professor Bruno Ficili, candidato al premio Nobel per la pace. Buonasera, buonasera. Allora, giustamente il professor Ficili prende in consegna il premio per darlo ad Antonino Magri. L'applauso del pubblico. So che il professore Ficili ha da dire due parole esatte. Prego, il microfono è suo. Buonasera, grazie per avermi invitato, perché per me venire a Priolo è sempre una grande gioia e una grande emozione, perché io voglio bene a tutti i miei amici priolesi e devo dire che sono contento di aver consegnato questo premio a un poeta autentico in lingua siciliana, che è un poeta veramente che si esprime con grande passione, con il cuore, con parole semplici che arrivano al cuore per cantare la sua terra. È un canto d'amore verso la sua terra, che è la nostra terra, la Sicilia. Grazie professor Ficili. Ci sarebbe piaciuto tanto leggere una sua poesia, magari farla leggere a qualche attore del nostro, la può recitare anche lui, mi dice il professore. E allora, Antonino, sì, mi permette di darle del tu? Allora Antonino, innanzitutto complimenti, perché giovane hai iniziato, mi pare, proprio perché sei stato fulminato all'età di 11 anni, quindi il sacro dono dell'arte ti ha così colpito, però sei riuscito anche ad avere un momento in cui sembrava quasi avessi dimenticato questo. Sì, c'è stato un momento in cui, diciamo, da giovani si è impegnati per altre cose, poi diciamo che la vita mi ha portato nuovamente a prendere penna e carta e continuare a scrivere, questa volta a scrivere nella nostra lingua, nella lingua siciliana. L'unica cosa che posso fare è giustamente offrire al pubblico presente un momento di poesia. Un momento di poesia. Carlo Buratori si è ispirato ad un tema particolare. Bene, allora pensavo qualcos'altro, ma continuiamo su questo tema perché è importante, perché possa essere un momento di riflessione per il pubblico presente e possa essere un momento di riflessione per tutti i giovani che vanno crescendo. Una poesia che è nata in un momento particolarmente doloroso della nostra terra, è nata quando uccisero il giudice Falcone. Voi sapete che il giudice Falcone rappresentava e rappresenta per il popolo siciliano la possibilità reale di riscatto dal gioco mafioso.
Quindi la sua morte destò veramente un profondo dolore e per la prima volta nella storia il popolo siciliano si ribellò compatto al potere mafioso. Ricordiamo i famosi lenzuoli bianchi che hanno steso a Palermo, va bene? E questo grido di dolore racchiudeva una domanda veramente drammatica, terribile, una domanda che tutti noi ci poniamo. Che dico alle mie figlie? Domani, quando crescono, che dico alle mie figlie? Con quale stato d'animo ci dono le consigli? Ci dico, non scantatevi che lo governo è forte, mosciandoci le lapidi di magistrati morti. O che la mafia domina e sanno assoggettare i resinni all'estero se vogliono campare. E se di raggia si inchiono dicendo è terra nostra, allarmi, difendiamola, rompemola se gioscia, e poi lo vespro vogliono come con le francesi. Ci dico, fermi soldi, c'è stato queste imprese? Oppure io a morire per sta terra amata, gridando forza popolo, o morta o liberata. La mia Sicilia è vittima di mafia e di scompighi, e se non cancia musica, che dico alle mie figlie? Antonino Magri, premiato al quarto premio letterario teatrale, premio speciale per la letteratura. Grazie.